Buonasera a tutti e ben ritrovati al Cesare's Corner. Allora, io al solito saluto i miei nonni Bruno e Gabriella, zia Vallì, Teresina e Scandiere. Mi vedete subito con la mascherina, tra poco me la toglierò, ovviamente come a tutti i corner perché siamo in grado di mantenere le distanze tra noi, quindi non c'è alcun bisogno. La mostro perché queste sono le nuove mascherine Orler che ha prodotto per noi Teo Sport di Montebelluna, quindi io li ringrazio molto. Ecco, la settimana prossima ci sarà una spiegazione un po' più dettagliata di tutte le qualità di queste nuove mascherine, il tipo di tessuto, riutilizzabili, lavabili, idrorepellenti, eccetera, eccetera, con qualche mini video promo. Quindi per oggi vi ho dato un assaggio di questo nuovo tipo di mascherine. Ora si può togliere tranquillamente, iniziamo con il corner come al solito. Allora, gli argomenti di oggi, anzi prima di iniziare faccio un brevissimo appunto al fatto che da qui a pochi giorni, credo per il fine settimana, sarà disponibile in tutte le edicole, ovviamente non tutte perché se si dovessero rifornire tutte bisognerebbe stampare non so quante centinaia di migliaia di copie ogni uscita. Però se voi fate la richiesta magari all'edicola di fiducia piuttosto che l'abbonamento online o altro, voi troverete la nuova rivista AV Art Mag, che quindi sarà, vi ripeto, disponibile tra pochi giorni con la copertina di Plessi. Quindi iniziamo questa nuova esperienza di Lorella, la nuova direttrice di questa rivista. Io ora scrivo per questa nuova testata, troverete vari articoli, l'articolo di Banksy, di un discorso di un problema legale di cui vi avevo raccontato anche qui al corner ormai un mese e mezzo fa, e altri vari articoli, la mostra di Crocetta del Montello, la nuova rubrica Instart, hashtag Instart, dove io intervisto la pagina All Art Contemporary di Instagram. Ecco, vi anticipo che loro, Nicola e Marta, i direttori fondatori di questa pagina d'arte, saranno qui ospiti al Cesare's Corner, credo tra un paio di settimane, ovviamente se ce lo lasceranno fare, se non chiuderanno ancora di più, se basterà l'autocertificazione, si vedrà. Comunque, se dovessimo farcela, tra 2 settimane ci saranno loro. Poi sarebbe bello intervistare anche Lorella di nuovo, ma come capo della nuova rivista, non so, tra un mese, 2 mesi, quando sarà. Ora, per andare agli argomenti di oggi. Allora, il primo, una mostra speciale perché? Per vari motivi. Allora, intanto il nome, Ottone Rosai, quindi un artista che ecco, sempre di più si sta associando a questo canale e a una figura, quella del curatore, quella dell'unico vero critico che abbia aggiornato il catalogo generale, che stia lanciando il nome di Rosai, non che ne avesse bisogno, ma lui è l'autore di una riscoperta critica che ormai da alcuni anni a questa parte sta avendo luogo in tutta Italia e non solo, perché poi vi dirò molto brevemente, perché ecco, spiegare Rosai, farlo spiegare a me e non a questa persona che è il mio mentore Giovanni Faccenda sarebbe il colmo. Quindi io non vi posso veramente, mi verrebbe da ridere a raccontarvi la storia di Rosai. Chiedetemi Tancredi, chiedetemi altri, ma non Rosai. Ci sono vari, come si può dire, speciali che lui ha fatto, dirette, ogni settimana vi allieta con queste storie, con la lettura dei suoi testi, la biografia, le opere che propone, eccetera. Quindi io vi riporto solo il fatto che il 25 di ottobre 2020 è stata aperta la mostra di Ottone Rosai a Montevarchi, a Palazzo del Podestà. La mostra sarà visitabile fino al 31 di gennaio 2021, chiaramente non sappiamo veramente la data perché la mostra è chiusa, come tutte quante, quindi io ve ne parlo senza averla vista, quindi vi dico proprio alcuni dati, vi invito poi a prendere il testo, ad andare a visitarla, spero che dal 31 gennaio scali di un altro mese magari. In ogni caso sarebbe bello con Faccenda, con i nostri cameraman,
andare alla mostra, fare dei video seri, professionali, un 20 minuti, ecco, dove c'è magari una spiegazione di Giovanni, perché allora lì si fa l'unplan. Allora, per dirvi proprio 2-3 numeri di questa mostra, sono 50 opere di cui metà disegni, metà oli, tutti riferiti ad uno specifico lasso di tempo che dà anche il sottotitolo alla mostra, quindi le opere tra le due guerre, tra il 19 e il 32, quindi un ventennio circa, dove si mettono insieme queste opere e alcuni livelli altissimi sono stati raggiunti da cosa? Dal fatto che ci sono stati dei ritrovamenti, delle nuove attribuzioni ad opere che fino a prima non si attribuivano a Rosai, non si sapeva dove fossero o altro, per merito proprio del nostro Faccenda. Una di queste si intitola Baroncelli, un'opera presente nella storica rassegna di Palazzo Ferroni del 32, anno di quest'opera, a lungo in varie pubblicazioni, presentata erroneamente col nome di Paesaggio. Ecco, lui è riuscito a rintracciarla, quindi lui ha fatto come? Allora qua c'è scritto nel comunicato stampa che leggendo dietro un'indicazione, analizzando il disegno preparatorio, eccetera, eccetera, lui ha riattribuito quest'opera, l'ha rintracciata, ed è questo il lavoro che fa uno storico dell'arte. Non è solo fare la mostra, curare il testo critico, vendere, anzi vendere no, ma fare altro. Il suo ruolo è anche riattribuire opere, rititolare opere, rintracciare opere che sono state, magari sono finite in collezioni, non si sapeva più niente, si chiamano con altri nomi. Ecco, io quando ho fatto la tesi su Tancredi mi sono proprio reso conto che tante opere girano tra le varie mostre, i vari testi, i musei, le fondazioni, eccetera, con misure diverse, tecniche diverse, titoli, anni, tutto diverso. Ecco che allora la stessa opera, che magari è stata esposta in 10 mostre, la si trova solo in 5-6. Perché? Perché nelle altre compare con un nuovo titolo, una nuova misura, eccetera, eccetera. Qui c'è bisogno, in tutti questi casi, di un critico, di uno storico, anzi uno storico dell'arte, che sappia veramente fare il suo lavoro, che vada a ripulire tutta questa bibliografia, questo elenco di mostre, questi dati sbagliati, scorretti. E ecco, Faccenda è riuscito pienamente in questo ruolo, grazie a lui ormai da quando lui presenta Rosai in TV, quindi saranno 7-8 anni, ecco, alle fiere, nelle aste, nelle mostre, Rosai è sempre più presente, a prezzi sempre più alti, l'attenzione che c'è su questa figura si è incrementata a dismisura, e credo che tutti noi, chiunque abbia un Rosai in casa, chiunque anche non ce l'abbia ma lo conosca, lo apprezzi e altro, si senta, o almeno dovrebbe sentirsi in dovere di ringraziare il critico d'arte, in questo caso Faccenda, per il lavoro che ha fatto. Servirebbero critici come lui per tutti gli artisti che abbiamo. Il punto è che ce ne sono veramente molto pochi. Ecco, un artista che sta ritornando in auge non solo per una biografia che fa i buchi per terra, per una biografia incredibile, una storia che è un romanzo, una capacità anche di scrittura, era un intellettuale poeta se vogliamo, ma anche per il fatto che intorno alle sue opere si sono concentrati altri artisti. Da Francis Bacon ci sono alcune frasi che riportano quando Bacon nel 62, durante un'intervista in TV, indica Ottone Rosai come l'artista che abbia maggiormente attirato il suo interesse, in quanto, ecco, lui dice: hanno generato in me non poche riflessioni e trasalimenti. Però uno può anche dire che qui sì, è Francis Bacon, quindi un nome epico che interviene, ma nel 62, quindi oggi Rosai che ci può dire? Ecco che allora ci fa comodo dire cosa? Che un artista genio, un artista che oggi costa svariati milioni, come Georg Baselitz, sia un collezionista sfegatato delle opere di Rosai. Il fatto che abbia comprato delle opere in asta pochi anni fa ci dice cosa?
che forse il lavoro di Rosai è attuale ancora oggi, che forse parla anche nel 2020 la nostra lingua, quindi non un artista polveroso come tanti che ha avuto il Novecento, ma un artista che oggi ha ancora molto da raccontarci. Poi vi invito a visionare il catalogo della mostra quando sarà disponibile, non so neanche se sia acquistabile online, quindi magari cliccate e cercate un attimo, perché ci sono pubblicate delle opere, o meglio delle foto inedite a colori di un Rosai in abiti borghesi, così come non lo si era mai visto, sorridente anziché assorto e cupo, disponibile a lasciarsi catturare persino nella sua via San Leonardo. Quindi delle foto incredibili. E il fatto che in mostra, questo è un dettaglio che appena l'ho letto ho detto: ah, vedi Faccenda, veramente bravo, questa è una cosa che a me piace molto, quindi quando si fanno le mostre, mettere le opere, mettere i testi, i cataloghi, eccetera, eccetera, ma poi espandere. Allora, un artista che è stato anche poeta, intellettuale, ecco, andare a rintracciare elementi che di solito nelle mostre non fanno il loro ingresso, ma inserendole danno un qualcosa in più e in questo modo la mostra si stacca rispetto a tutte le altre. In questo caso, cosa è stato aggiunto a tutte le opere, a tutti i testi? Il ritrovamento di un vinile nel quale Rosai, con la sua voce calda e coinvolgente, legge 2 brani della sua celebre raccolta di racconti Via Toscanella. Quindi ecco la voce dell'artista mentre canta e legge questi suoi brani, una cosa splendida. Ora, io ho un breve video, vi ripeto, un video di una mostra che non ho visto, quindi non vi posso dire l'allestimento è così, colà o altro. Andate voi, quando sarà riaperta andrò anch'io, quindi magari farò un altro remind di questa mostra. C'è un breve video con le foto disponibili nel comunicato stampa, su internet, eccetera, non fatte da me, qualche zoom, qualche cosa, poco materiale, chiaramente, quindi prego regia con il video. Rieccoci in studio. Allora, ora andiamo al secondo argomento, un argomento di cui devo ringraziare una persona, Giovanni, un telespettatore, un amico caro che è intervenuto al mio appello, quando io, ecco, lo ridico, lo ridirò per il prossimo mese, visto che saremo chiusi o quasi, se avete visto mostre di cui avete almeno una trentina tra foto e video, o se anche non le avete viste o le avete viste ma non avete le foto, ma siete in grado di rintracciarle come è stato fatto in questo caso, ecco, inviatemi tutto, perché può essere un argomento dei prossimi Cesare Scorner. Quindi può essere un'occasione di uno spazio extra per un artista che vi piace, occasione per una galleria di presentare un suo artista. Ovviamente non sono qua a fare la pubblicità gratis, perché lo spazio che tengo è uno spazio culturale, non ci sono interessi dietro di vendere spazio o altro, ma quindi se c'è l'occasione di dare visibilità a un artista che merita, che mi piace, perché poi io devo scremare chiaramente, allora ben venga. In questo caso c'è questo artista Giacomo Costa, che io vi dirò non conoscevo di persona, non lo conosco neanche ora, avevo visto delle opere all'ultima fiera di Bologna
e mi aveva incuriosito, ammetto non avevo approfondito però, ogni volta che si va a una fiera, specie alla fiera di Bologna piuttosto che il MIART o Artissima, si vedono una quantità di artisti immane e quindi quando poi si torna a casa si può anche andare a cercare questo e l'altro, però sono troppi da andare a visionare tutti, quindi io questo non l'avevo veramente approfondito. Grazie però alla segnalazione di Giovanni ho fatto un po' di mente locale, ho recuperato attraverso i link, le foto eccetera, quest'ultima mostra che ha fatto proprio alla Civiero Art Gallery, che vi invito a visitare, una mostra che non ho capito, allora sicuramente ora è chiusa, è sospesa chiaramente, non ho capito le date di chiusura, quindi se sarà visitabile ancora, in ogni caso la mostra è a Palazzo del Parco di Diano Marina. Per dirvi un po' chi è questo Giacomo Costa, un artista molto interessante perché, allora, definirlo fotografo è difficile, riferirlo a un artista che utilizzi l'arte digitale sì in alcune cose. È un artista molto particolare, a livello biografico è un fiorentino che oggi ha 50 anni spaccati, con una biografia fantastica. Nello specifico io vi parlo ecco, di un artista che ha esposto al Pompidou nel 2006 in una collettiva, a seguito della quale il Pompidou di Parigi ha comprato, ha preso un'opera e l'ha inserita nella collezione nel 2006, quindi è già lì da 15 anni quasi. Il fatto che lui abbia fatto sempre nel 2006 la Biennale di Architettura di Venezia, poi nel 2009 la Biennale Arte a Venezia, una serie di mostre, una serie di fiere, una serie di collettive, eccetera, enorme. È uscita una monografia, la sua principale, edita da Damiani, che ha la prefazione scritta da Norman Foster. Allora, chi è questo Norman Foster? Allora, due cose. Uno, il fatto che l'abbia scritta Norman Foster, che appunto è un architetto, ma un architetto di fama mondiale, vincitore del premio Pritzker nel 99. Ecco, il premio Pritzker è l'equivalente del Nobel per un architetto, quindi è proprio il massimo che si possa vincere. L'ha vinto Renzo Piano, l'ha vinto Rem Koolhaas, l'ha vinto una fila infinita di architetti, Zaha Hadid, eccetera. Lui, per dire, è colui che ha realizzato il 30 St. Mary Axe, quell'edificio che ora domina lo skyline di Londra, ormai da diversi anni, da 15 anni che c'è questo edificio, in tutti i film, in tutte le foto di Londra si vede, sicuramente lo conoscete tutti. Ecco, il fatto che Norman Foster, architetto, abbia scritto la prefazione di questa monografia, poi scritta da Luca Beatrice, ci dice cosa? Che c'è un legame con l'architettura solidissimo e poi vedremo nel video, nelle foto, un po' di cose. Ma prima di iniziare a dirvi quali sono queste foto, queste opere digitali, eccetera, vi mostro un libro importantissimo, scritto da Claudio Marra, che si intitola L'immagine infedele, edito da Bruno Mondadori. È un libro piccolino, costa 14 euro, ha 200 pagine, un libro importantissimo. Io vi invito a prenderlo per tutti coloro che fossero appassionati di fotografia, ma anche che non lo fossero, ma che volessero andare ad approfondire un discorso importantissimo su, come si può dire, una distinzione che viene fatta in questo libro. Ecco, io l'ho letto per un corso di fotografia che ho fatto all'università ormai un anno fa. Devo ammettere, questo libro lo riapro almeno una volta al mese perché è pieno di informazioni che poi mi danno sempre stimoli anche per testi che scrivo, articoli e altro. E c'è un'informazione che ci serve molto per spiegare questo artista, ovvero il fatto che qui, proprio mi ero segnato anche pagina 73, c'è un capitolo che parla di una definizione che ha dato uno dei padri della semiotica, Charles Sanders Peirce, ovvero una definizione che distingue tra due nomi, indice e icona. Che sono in fotografia, ma in generale in semiotica, indice e icona? In pratica l'indice è quel segno che ha
una connessione strettissima con il suo referente, quindi non può avere un codice. L'indice è senza codice, che significa che se noi scattiamo una foto, la foto è indice, cioè io scatto la foto a un albero, il risultato, la foto, mi mostra un albero che ha una connessione con l'albero vero della realtà che non ha bisogno di essere decodificata. Io vedo l'albero, vedo la realtà, ecco, la connessione è stretta, è fissa, è obbligatoria. Nel caso in cui io invece vada a dipingere un albero, chiaramente, a meno che non si parli di iperrealismo, ma anche lì comunque non sarebbe la stessa cosa della foto. Nel caso io prendo, non so, un albero dipinto da un espressionista, quindi fatto in maniera un po' diversa, con i colori naturali, eccetera, in quel caso non è più indice ma icona, che significa che c'è stata una manipolazione dell'immagine che quindi lascia spazio all'interpretazione, al codice. Quindi l'icona ha un codice e quell'icona si può interpretare in modo diverso. Ecco, a che serve tutto questo discorso qui? Al fatto che Peirce, così come Roland Barthes, che interviene anche lui su questo tema, utilizzano la divisione indice-icona per fare un distinguo tra la pittura e la fotografia. Perché? Per dire che la pittura ha la forza di iniziare da zero e relazionarsi alla realtà attraverso un codice. Quindi, se prendiamo un'opera di Mondrian, noi sappiamo che Mondrian parte dall'albero, no? Opere in cui c'è l'albero che poi anno dopo anno diventa sempre più astratto, diventa sempre più geometrico, le linee curve spariscono, diventano delle linee ortogonali e da lì poi pian piano si passa a un'opera come Giallo Rosso Blu, Broadway Boogie Woogie e mille altre. Allora, se io prendo quell'opera di Mondrian alla fine e vedo solo la classica griglia bianca, nera con 2 o 3 colori, quello è l'albero, siamo ancora all'albero, ma chi lo vede l'albero? Quello è icona, cioè io ho bisogno di un codice, ho bisogno che mi venga spiegato che quell'opera si relaziona al referente, che è ancora l'albero reale. La foto non ha bisogno di questo. Cosa succede? Qui Marra fa un passo oltre e vi spiega che questa distinzione è crollata. In verità, poi lui dice, è crollata già da prima, perché anche nella foto analogica, e quindi subentra, no, foto analogica e digitale. Già nella fotografia analogica, se io prendo, scatto la foto finché mi sposto, sfumo, la foto che esce fuori si riferisce direttamente alla realtà? No, perché la realtà non è sfumata, quindi già nell'analogico io sono in grado di andare oltre, ma non controllo quell'andare oltre. Nella fotografia digitale io intervengo dopo sulla foto e sono in grado di prendere quell'albero, faccio il Photoshop e lo trasformo in un albero che anziché avere le foglie verdi ce le ha gialle, siamo in autunno. Ho bisogno del codice. Ecco, tutto questo per dire cosa? La fotografia di questo artista Giacomo Costa è difficile da inserire nella fotografia perché? Perché non parte dal reale, non è indice di un referente reale, ma è icona, cioè lui crea la foto da zero. Lui parte come un artista, come un pittore, no? Un artista ha la tela bianca sul cavalletto e lì ha il problema del bianco, no? Parte da zero e deve inventare un qualcosa che poi si può riferire a questo, quello o l'altro. Lui fa lo stesso, parte da un foglio bianco e costruisce la fotografia, non è che la scatta, la manipola e rimane indice di quella realtà, si crea lui la sua realtà. Questo è il cambio enorme che ha fatto. Non vi dico che sia stato il primo, non vi dico che neanche che sia l'unico, però per entrare in questo genere di foto è utile leggere un libro come questo, perché altrimenti se uno non va ad analizzare questo scarto, questo cambio epocale che c'è stato, non si rende conto di una foto che parte da zero o di una foto che parte dalla realtà e la manipola. Questo è il punto. Allora, che dire? Quali sono i soggetti di queste foto? Abbiamo visto non parte da una foto vera e propria. Lui parte dal vuoto, dal bianco. Quindi deve crearla. Come la crea?
Allora, lui è stato, prima di essere fotografo, magari lo è ancora, è stato un appassionato di alpinismo, quindi un uomo che è stato abituato a vivere la natura in piena simbiosi. Ecco che allora lui ha questa visione della natura che, vi dirò, condivido al 200%, perché lui ha iniziato nel 96 questo genere di foto, quindi quando la sensibilità per l'ambiente non era quella che è oggi, non che oggi ce ne sia chissà quanta, però nel 96 mi immagino, un anno prima che nascessi io, ce ne sarà stata sicuramente molto molto meno di ora, e lui va a spiegarci cosa? Va a creare un tipo di paesaggio inventato in cui la natura crea una sorta di dialogo, di scontro, una sorta di discussione con l'ambiente urbano. Con cosa? Con la città. Perché è una natura che va a riprendersi gli spazi che l'uomo le ha sottratto, costruendo una città, costruendo i grattacieli, i porti, eccetera, eccetera. È un tema che oggi è attualissimo. Io sto curando una mostra di Pamela Grigiante, che è un artista di cui vi ho presentato un corner, ecco il primissimo corner che trovate su YouTube, sul mio canale Cesare Orler, parla proprio di lei. Sono io con le opere qua, Giovanni Faccenda al mio fianco, che spieghiamo queste opere. Ora lei ha fatto un nuovo ciclo, che io esporrò tra poco appena ci sarà modo, sullo stesso tema. Quindi la natura che durante il lockdown, ora è un tema freschissimo, recupera i suoi spazi. Ma come li recupera la natura? Non li recupera, come si può dire, salvaguardando ciò che l'uomo ha fatto, li recupera fregandosene, cioè facendo a pezzi tutto. Non so, il cemento con la radice che cresce spacca il cemento, quindi non è un rapporto di un dialogo armonico, è uno scontro, è una lotta tra queste due entità. Quindi ecco, all'interno di queste foto voi trovate questa sorta di paesaggi incredibili, sono delle foto molto dense, molto piene, lo avvicino come quantità di dettagli un po' a un Garsky di turno, per dirvi, no? Quindi il fatto di avere delle foto essenziali, ma dense. Sembra un ossimoro, ma no. Cioè, poi nel video lo vedrete bene, sarebbero serviti degli zoom perché le foto sono molto grandi, i dettagli molto piccoli, però si vede proprio, no, questi grattacieli che emergono dalla nebbia, da un fondale marino, nel deserto, eccetera, pieni di finestre microscopiche, eccetera, e l'uomo non c'è mai. L'uomo è l'unico assente. Perché? Perché nel momento in cui io ritrago la città, non ho bisogno di ritrarre l'uomo, perché la città è lo specchio dell'uomo e della società che in essa ha creato. Quindi nel momento in cui io vi inserisco i grattacieli, il tipo di urbanizzazione che l'uomo ha edificato in quel luogo, ecco che voi sapete che tipo di uomo vive lì. Se è un uomo, se è un palazzo comune è un tipo di uomo, se è una villa è un altro uomo, quindi ecco, l'edificio vi presenta l'abitante. Lui non inserisce mai l'uomo nelle sue opere. Altra cosa molto interessante qual è? Una tecnologia di cui lui si serve, che ha sviluppato per creare queste foto, che è una tecnologia allora, io non so nulla di questi software, di questi programmi, mi è stato spiegato proprio, è un software che si chiama Houdini, viene utilizzato di solito per creare gli effetti speciali nei film di Hollywood, quindi deve essere una cosa fantastica, non so, che fa delle cose impossibili. Questo artista ha riniziato a lavorare dopo una pausa studio di circa 2 anni, dove lui si è messo 2 anni a studiare questo software. È riuscito a sfruttarne al massimo ogni potenzialità e ora espone in questa mostra che si intitola Now Where, oppure allora Now Where o Now Here, quindi in base a come la si legge e si spezza la frase cambia anche il senso, quindi un bel gioco anche nel titolo. Ecco, in cui lui espone queste foto, frutto di questa elaborazione incredibile, frutto di questa elaborazione digitale incredibile,
e all'interno della quale, ecco perché vi dico non solo fotografo ma anche artista digitale e non solo, sviluppa alcune opere con una tecnologia 3D che è in grado di creare delle animazioni. Che fa in pratica? Sono degli scatti che vengono messi in sequenza, cambiano molto lentamente, si crea questo moto, un loop, perché poi riparte in continuazione, e può essere il loop di un vulcano che erutta, la lava si secca e poi riparte, erutta di nuovo, un loop di una città che si disintegra, si ricostruisce, si ridisintegra. Quindi ecco questi processi in cui si vede cosa? Come natura e uomo-città agiscano uno contro l'altro. In che senso? La natura, se lasciata ferma, si ricrea, si rigenera, si sviluppa, rinasce. La città, se lasciata ferma, si disintegra. Quindi ecco i due moti che vanno uno contro l'altro. Nella stasi la natura vincerà sempre. Quindi poi ci sono vari link, ecco, che mi sono stati inviati con interviste a questo artista, interviste molto interessanti che ho letto, quindi vi invito magari a andare a cercare su internet qualche informazione extra. Io ora vi direi, vi mostro le foto, vi mostro il mini video, tutte foto inviatemi dal gallerista, quindi sono foto di una mostra chiaramente vuota, con queste immagini fatte benissimo, che ora vi mostro. Prego regia. Rieccoci in studio, siamo giunti alla fine anche di questo corner. Allora, io ho finito gli argomenti, vi ricordo per l'ultima volta, da qui al prossimo corner forse mi vedrete con la rivista nuova AV Art Mag in edicola tra pochi giorni. Vi invito, guardatela, controllatela, io andrò sui social a scrivere, a ripubblicare i vari post degli articoli che ho scritto, così vi rendete conto della grafica, di come è fatta dentro questa rivista. Un numero speciale, denso, 150 pagine e passa, al prezzo di 7,50 €. Una rivista bimestrale, quindi 7,50 € ogni 2 mesi, per avere un prodotto editoriale di questo livello, dico che ne vale la pena e come. Con articoli scritti non solo da me, ma da gente molto molto più brava di me, quindi io vi invito a prenderlo.
Allora, siamo alla fine, io vi ringrazio anche per questo corner, vi ricordo di nuovo, se avete visto mostre inviatemele, perché come è stato fatto per Giacomo Costa, sarà fatto anche per tutti gli altri, se chiaramente l'artista sarà valido, la mostra sarà buona, eccetera, eccetera. Vi ringrazio, buona serata a tutti.